Ma buonasera a tutti amici da Napoliello87 è Ciucciariello e Forza Napolese. Sì, comincio il video con il Ciucciariello perché vi vogliamo ringraziare per i 1000 iscritti al nostro canale. Ciucciari, grazie mille a tutti i nostri iscritti, che siano juventini, che siano napoletani, cagliaritani, di tutte le squadre, non importa. C'è il bello e c'è il brutto, c'è il sfottò, lo sapete, nel canale di Napoliello. Piace avere tutte le squadre, io non ce l'ho con nessuno, mi piace sfottere, divertire. Qui non è vietato per nessuno, venite tutti quanti. Napoli le accetta tutti, le accetta con l'accetta. Ma ora parliamo di cose serie, Ciucciari, ora te ne va al tuo posto perché devo parlare con gli amici. Allora amici, parliamo del Napoli, del nostro Napoli. Questa serata è dedicata al nostro amato Napoli. Era un po' che non si parlava del Napoli. Allora, ci sono tante cose. Cominciando dalla partita, l'ultima partita a Udine, dove il Napoli ha pareggiato ancora una volta, non riesce più a vincere, proprio non sappiamo più la strada per vincere. Allora, il problema qual è? Il problema è che i giocatori, diciamo una parte dei giocatori, non tutti, non voglio dire tutti, ma una parte dei giocatori sembra che giocano contro allenatore o contro presidente. Questo non lo possiamo sapere per certo se giocano contro allenatore o presidente. Di sicuro contro uno dei due o contro tutti e due giocano perché vedendo dalle prestazioni e come stanno giocando, e quella di Udine è stata una conferma perché si sono visti dei giocatori che nemmeno correvano, camminavano nel campo, camminavano. Poi degli altri si sono impegnati, non tutti camminavano, c'è stato l'impegno di qualcuno, però arriviamo al punto. Secondo me Ancelotti ha finito la sua era perché comunque anche se continuiamo con Ancelotti gli interpreti sono gli stessi, i giocatori sono sempre gli stessi, no? Finché non vanno via questi giocatori, perché per me i giocatori, quelli che hanno fatto casino, quelli che non vogliono onorare la maglia, se ne devono andare perché è inutile che restano a Napoli e non hanno lo stimolo per giocare con la maglia del Napoli. A quel punto è meglio venderli, fare cassa e comprare dei giocatori che hanno voglia di giocare per il Napoli, per la maglia. Canna sputa sangue, perché io voglio dei giocatori che danno il tutto per la nostra maglia. Tipo, facendo un nome, Hamsik. Sì, Hamsik, perché Hamsik era un vero capitano, un vero uomo di spogliatoio quando entrava in campo, ma non solo, anche fuori dal campo, facendo un altro nome, Reina. Sì, perché Hamsik ha cambiato squadra, però guardiamo il lato positivo. Hamsik ha passato praticamente 12-13 anni nel nostro Napoli, dando tutto per la maglia. Ogni volta che giocava, sudava, anche con le prestazioni non all'altezza, ha sempre dato tutto, ha sempre onorato la maglia, no? Poi è stato lo stesso Hamsik a non voler restare più al Napoli, a voler andare in Cina. Ma secondo me, perché secondo voi anche, pensateci un attimo, perché è voluto andare via? Perché sapeva che non era più, diciamo, lo stesso Hamsik che poteva dare, che non poteva dar più quello che era prima al Napoli, non lo poteva dar più. Poi magari aveva perso anche lo stimolo e magari avrebbe fatto la stessa fine di qualche giocatore che ora abbiamo in rosa, che non abbia voglia di giocare per il Napoli. Lui prima di far succedere una cosa del genere se n'è andato in Cina, nemmeno in Europa, è andato in Cina per non ferire il nostro Napoli, per non ferire a noi tifosi soprattutto. Questo fa capire Hamsik quanto ha amato il Napoli, ma quanto ha amato noi tifosi. Per chiudere una parentesi. Parlando degli altri, secondo me, dobbiamo ripartire da giocatori giovani, secondo il mio parere, da giocatori che sono appena arrivati, giocatori che non hanno fatto sto bordello, secondo me. Da Meret, Zielinski, Manolas, chi c'è più? Fabian Ruiz, Koulibaly se vuole restare, altrimenti anche lui vada via. Ragazzi, chi non vuole restare è meglio che vada via, viene messo sul mercato, il Napoli prende quei soldi, li reinveste sul perno che, diciamo, sui giocatori giusti che mancano in quei reparti. Vendi Koulibaly, prendi un altro difensore valido da affiancare a Manolas, vendi Mertens, Callecon, prendi i due esterni, che sia l'attaccante e la punta.
insomma, lavorare in questo caso sui giocatori che servono, i giocatori che vendi, vai a acquistare lo stesso ruolo. Ma ovviamente non finisce qui, perché secondo me devi anche acquistare uno, due o tre giocatori in più proprio per avere la panchina più lunga. Allora, parlando anche delle prestazioni, il Napoli da dopo Salisburgo non è stato più il Napoli, si è smontato, ma dopo l'ammutinamento che è successo. Niente, sembra la cosa che si è rivolta ad Ancelotti. De Laurentiis già avrebbe il sostituto di Ancelotti, sarebbe Gattuso. Gattuso che entrerebbe dopo la partita con il Gang oppure dopo quella con il Parma al San Paolo. Sembra al San Paolo perché tutte e due le giocheremo al San Paolo. Ovviamente non so quanto sia legato Ancelotti a questo Napoli, magari non si sa, perché può darsi che il Napoli caccia due, la vedo molto difficile, faccia due prestazioni da Napoli di Sarri contro il Gang e contro Parma, e allora Ancelotti possa rimanere a Napoli ancora, ci avesse qualche speranza aperta, ma non penso. Tuso che se verrebbe sarebbe confermato per 6 mesi, diciamo fino all'estate, fino a giugno, fino a quando non finisce questo campionato. Poi l'ha fissato un obiettivo il presidente De Laurentiis, ha fissato di qualificarsi in Champions League, cioè centrare il quarto posto, minimo quarto posto. Attualmente è ancora fattibile perché siamo a 8 punti. Per questo io, non lo so, sarei tentato per subito cambiare l'allenatore, perché a questo punto se non cambi i giocatori che hanno fatto il danno, a questo punto devi cambiare l'allenatore, proprio per cambiare lo stimolo, per cambiare qualcosa. Cioè, la vedo difficile, che vadano via tutti quelli che hanno fatto il casino, perché tanti di questi, penso, andranno più facilmente via in estate. Qualcuno può partire a gennaio, ma non penso tutti. Se poi dovessero partire tutti a gennaio, ci sta anche che conferma Ancelotti e prende degli innesti nuovi, Attenzione. Per questo c'è tutto da vedere. Intanto, a me, onestamente, sì, vorrei un altro allenatore. Ma la cosa principale che voglio è i risultati del Napoli, i giocatori che giocano, i giocatori che fanno vincere il nostro Napoli. Poi il resto viene dopo, perché la cosa che conta per noi tifosi è passare contro il Gang, vincere e passare questo girone, andare agli ottavi di finale. Almeno sta cosa la devi fare, perché cacchio, hai fatto un campionato in merda, almeno faccia arrivare fino agli ottavi, poi dagli ottavi magari subentra l'altro allenatore, che sia Gattuso, che sia un altro, e ci dia magari quel gioco che te non ci hai dato. Speriamo, perché lo meritiamo noi tifosi, meritavamo già di più quando te avevi detto questo Napoli non firma per un secondo posto in campionato, e meno male, ci troviamo a metà classifica, insieme al Parma, con tutto rispetto per il Parma, però noi dovevamo essere più su. Niente, questo è il mio parere. Tra allenature, fra giocatori che dovrebbero partire, no. Terrei in rosa quelli lì che ho detto. Partirei dai giovani Meret, Zielinski, li confermerei, Di Lorenzo, che è appena venuto, Mario Rui, perché mi sembra che abbia ancora voglia lui di restare al Napoli, che è attaccato alla maglia. Anche lui non sarebbe così male tenerlo. Isai via, Mertens vuole andare via, vai via pure te se vuoi andare via. Callejon uguale. Però ovviamente se restassero farebbe piacere, ma se devono restare contro voglia e fare queste prestazioni, via da Napoli, via. Se non onorate la maglia, via tutti. Prima di tutto dovete onorare la maglia, perché noi napoletani ci attacchiamo troppo al giocatore, invece ci dobbiamo attaccare alla maglia. La cosa più importante è la maglia c'è sempre, noi amiamo il colore azzurro, la nostra maglia amiamo. Prima di tutto viene il nostro Napoli, i giocatori vengono dopo, i giocatori anno dopo anno cambiano e lo sappiamo. Hamsik è stata una vera bandiera proprio per quello che ho detto. Per ora non ne vedo altri. Insigne può rimanere, però deve giocare, deve fare l'uomo. Se non si comporta da uomo, via pure Insigne. Chi non è degno di onorare la maglia, che se ne vada. Non ce lo fotto, devono onorare la maglia, chi vuole restare. E in questo momento mi sento di dire i nomi che devono restare sono quelli: Zielinski, Meret, Di Lorenzo, mi dispiace per Llorente, ma anche lui a quel punto prenderei più Ibrahimovic e ci affiancherei un attaccante giovane ma forte, tipo un Zapata, tipo un Immobile.
anche se Immobile non è più che abbia una certa età, ma io Immobile lo andrei a prendere subito. Ovviamente se va in Champions con la Lazio, con cacchio che tu lo Tito ti spara delle cifre assurde come a Belotti, magari è più probabile di prenderlo perché il Torino non va diciamo nelle coppe. Vedremo sto De Laurentiis cosa c'è in mente, cosa c'è in testa. Solo, diciamo, dopo queste 2 partite sapremo qualcosa di più. Intanto io vi ho detto il mio parere, voi mi farete sapere il vostro parere nei commenti, così io vi rispondo e vi dirò cosa ne penso in base a quello che scrivete. Niente, fatemelo sapere appunto nei commenti sotto al video, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, amici. E prima di salutarvi, volevo dire, ragazzi, domani è importantissimo vincere. Tutti a supportare il Napoli, lo so, non è facile, ma se uno ama il Napoli, è questo il momento da supportarlo. Proprio nei momenti più difficili, vicino alla squadra. La squadra ha bisogno di noi e noi ci saremo. Domani a vince a tutti i costi, a schiattare la capa. E se volete iscrivetevi qui sotto il video al canale di Napoliel 87. Buonanotte a tutti amici, da Napoliel 87 e come sempre, voglio forza Naples!